in che una giornata per pensare a risparmiare l'energia elettrica, la luce, è la giornata del mi illumino di meno, e ora con quel tramonto che è un tramonto del su, che ha i pianti, che ha i test di ca, che antenne della televisione, che anche i pal della luce pubblica, quindi un po' tutti i segni della natura e dell'umano che ci richiamano a risparmiare la corrente, la luce, per risparmiare l'energia, per essere sempre più, diciamo, attenti alla natura. E allora questo mi illumino di meno lo voglio commentare proprio perché ho messo un tramonto appositamente come sfondo, con la poesia Quan va giù e su di Giosafat Rotondi, una poesia scritta nel 1940, quindi era una poesia che era più dei Wutantan, e però è sempre molto attuale, perché i sentimenti che esprime sono quelli appunto di quello che si prova al tramonto. Dice, come si dice il poeta, come il saluto dello sposo alla sposa, o del ragazzo alla ragazza, del murus, no? Del fidanzato alla fidanzata. È l'ora della poesia, della nostalgia, della pace, e in cui uno pensa che sopra le nostre tribolazioni, i nostri cruci, le nostre miserie, i nostri risentimenti che abbiamo, c'è qualcosa di più. E quindi ecco, questa luce che quando scende il sole e appunto il tramonto può sembrare di tristezza, però c'è anche un senso di pace e anche di benedizione per questo momento. Quan va giù e su. Quan va giù e su, la luce è come una caressa. La gala teneressa del salut del murus alla murusa, o del spus alla spusa, in latte del separas, l'è questa l'ura giusta del sentimento, l'è questa veramente l'ura della poesia e della nostalgia, l'è l'ura in cima e bella della paz. Quella che mi piace pensa che anche a mo qualcosa assura di nostri trebuleri, di cruci e di miseri, di rabbi, di rangogni e di magun. A mo qualcosa de buon, assura e intorno via. E benedetta sia, quando va giù e su, sta luce. Ciao a tutti.